Matera Formato Macerata, quello che domani giocherà sul campo della matricola del Pidiense, nella gara valevole per la terza giornata del turno di andata del campionato di Serie C2. Il tecnico materano Chiricallo, quasi certamente per la trasferta marchigiana, manderà in campo la medesima formazione che riuscì a conquistare, anche se in extremis, l'intera posta nella gara di esordio del campionato 1982-83. D'altro canto, dovendo giocare fuori dalle mura amiche, diventa inevitabile presentare una squadra più coperta con l'inserimento di un difensore in più ed una punta in meno. Pertanto, rispetto alla gara interna contro il Ravenna, le immagini si riferiscono appunto a quella partita, Chiricallo dovrebbe inserire nel ruolo di terzino il suo omonimo Chiricallo al posto della punta Piocchi, schierando di conseguenza De Canio con il numero 4 e Lamura con il numero 8. La formazione quindi che dovrà affrontare il Pidiense dovrebbe essere la seguente: Lisanti, Melis, Chiricallo, De Canio, Pierobon, Bussalino, Loiacono, Lamura, Pavese, Cannone e Apuzzo. Nell'ambiente sportivo materano, comunque, l'euforia dei 4 punti in classifica viene un po' attenuata dallo scetticismo nei confronti di questa squadra che, anche se ha avuto una partenza felice, risente della mancanza di un uomo d'esperienza che metta maggior ordine a centrocampo. Qualcosa in più forse potrà ottenersi con l'inserimento di Aprile, con il quale la società ha di recente concluso le trattative, ma il giocatore, almeno per il momento, non potrà essere utilizzato in quanto è ancora a corto di preparazione. Alla trasferta di Sant'Elpidio, insomma, si guarda con la speranza che i giovani materani riescano ad esprimersi, come nella trasferta di Macerata, al meglio delle loro possibilità in modo da riuscire a portare a casa qualcosa di utile ai fini della classifica. L'Elpidiense, dal canto suo, soprattutto sul proprio terreno, non sarà ostacolo facile da sormontare. La presenza tra i pali del vecchio, tra virgolette, ma validissimo Ricky Albertosi, al suo esordio casalingo, avrà senza dubbio galvanizzato l'ambiente e dato maggiore carica all'intera compagine marchigiana. Vi è da augurarsi che trovarsi al cospetto di questo grosso personaggio del calcio italiano, vice campione del mondo nel 70 a Città del Messico, 2 volte campione d'Italia, non procuri emozioni ai giovani avanti materani, ma se guardiamo la medaglia dal suo rovescio, la presenza di Albertosi potrebbe stuzzicare l'orgoglio di qualche giovane attaccante in cerca di gloria, perché segnare un gol ad Albertosi significherebbe assurgere alla ribalta della cronaca. Senza dubbio la Matera Sportiva domani pomeriggio attraverso la radio seguirà con emozione ed interesse l'incontro, con la speranza che il collega di Sant'Elpidio, magari al 90° minuto, possa annunciare, anche se con un pizzico di amarezza, Albertosi ha capitolato. Minuto. Loiacono che, come vedete, riceve il bel cross e solo davanti al portiere avversario non riesce a superarlo. 29esimo, Piero Bon, colpo di testa e l'impressione è quella del gol, ma la palla ha sfiorato ancora il palo del Ravenna. Siamo infine al 40esimo. Apuzzo fa tutto da solo, si gira, entra in aria e mette un traversone al centro dove Pavese ha la possibilità di mettere imparabilmente alle spalle del pur bravo portiere. Niente da fare per il Ravenna che nei 5 restanti minuti non può organizzarsi per una efficace reazione.